Mucchio mi ha chiesto di dare una mano per questa rassegna Candiani, Comune di Venezia, insieme ad altre forze che ci hanno dato una mano per rendere possibile proprio il titolo di questa rassegna di concerti, Progenie. Vuol dire un passaggio ideale di consegne fra la musica, l'aggregazione del nostro territorio, Mestre, Marghera fino a Treviso, che vide la nascita di musicisti incredibili, basta pensare alle orme di successo, e il Mucchio è stato uno dei più grandi gruppi musicali di musica prog dagli anni 70 fino agli anni 80. Si sono rimessi insieme da 2 anni ed è una gran cosa proprio per il territorio, passaggio di consegne per i giovani, perché la musica è civiltà, musica è aggregazione, musica è soprattutto rinnovare un'identità, perché sulle stesse panchine si sono innamorati i papà e i nonni di 40 anni fa. Vogliamo che anche i giovani sulle stesse panchine si innamorino e facciano musica insieme. Allora, il 5 novembre, qui sempre a Candiani, avremo i Bitters che eseguono tutto il repertorio dei Beatles. Poi il 5 dicembre un gruppo giovane, i Vision, e un altro gruppo giovane, i Karma. Ecco, Progenie, dalla musica prog, lasciare ai giovani questa eredità, che viene molto bene raccolta, devo dire. Poi il 14 gennaio avremo i Fonetica e il 4 febbraio di nuovo il Mucchio, ma diverso da questa sera, con degli interventi visivi, artistici anche diversi. Non vi dico altro perché debba essere una sorpresa, spero che lo sia.